Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia. Oggi vi porteremo alla scoperta di Montegrotto Terme in provincia di Padova. Montegrotto Terme si trova a 11 metri sul livello del mare e conta più di 11.000 abitanti. Il comune è conosciuto in Europa come la culla del termalismo, ma nel corso del programma scopriremo altre curiosità. Diamo inizio al nostro itinerario. A voi Montegrotto Terme. Benvenuti a Montegrotto Terme. La nostra cittadina è una località turistica e in particolar modo una località termale conosciuta fin da qualche migliaio d'anni prima della nascita di Cristo. Quindi abbiamo una tradizione millenaria che riguardano le nostre terme, delle terme che sono di natura salso-bromoiodica come le acque che la caratterizzano. Ovviamente le nostre terme non devono essere viste solo in chiave curativa ma anche in chiave preventiva. Questo è riconosciuto nella storia, tanto che addirittura gli antichi romani usufruivano delle nostre terme per vivere meglio. Però noi non viviamo di sole terme, poiché trovandosi al centro del Veneto, la nostra località turistica è un'ottima meta per raggiungere in pochissimo tempo Venezia, Bologna, Verona e Vicenza, che si trova veramente a pochissimi chilometri. E non parliamo di Padova, basti pensare a Giotto. Ma anche il nostro territorio è ricco di peculiarità e di caratteristiche interessanti. Innanzitutto c'è Villa Draghi, una villa di qualche centinaio d'anni fa che stiamo facendo rivivere attraverso una programmazione di eventi e mostre che assieme al suo parco di 32 ettari rappresenta un paesaggio fenomenale dove vivere delle passeggiate, dove vivere dei momenti di relax. Abbiamo la piscina più profonda al mondo, la Y-40, che è la novità degli ultimi anni. Abbiamo la Casa delle Farfalle, la Butterfly Ark, che è un'unicità quasi italiana. Si possono vedere gli scavi romani, le zone archeologiche molto interessanti, rispetto alle quali anche la nostra attività di amministrazione tende a valorizzarle. Quindi, che altro dire? Ci sono tantissime cose da scoprire, anche perché facciamo parte del Parco regionale dei Colli Euganei. Ci sono tantissime attività sportive che si possono svolgere nei colli, penso al Nordic Walking, all'Easy Bike, quindi alla mountain bike. Vi aspettiamo nel nostro territorio anche per provare le proposte culinarie ed enogastronomiche che fanno parte delle attività di numerose aziende vitivinicole e ristoratrici della zona che sono di indubbia qualità. Continua la nostra passeggiata a Montegrotto Terme, andiamo a conoscere il parroco.
Questa è la chiesa vecchia, l'antica parrocchiale di San Pietro Apostolo. Addirittura la parrocchia veniva chiamata nel passato San Pietro Montagnon, dei signori Montagnon. Vuol dire che questo riferimento a San Pietro viene da lontano. Addirittura nello stemma del comune di Montegrotto, adesso il comune porta questo nome, ci sono le chiavi dell'Apostolo Pietro e i cittadini di Montegrotto si chiamano San Pietrini. Questa chiesa è del 1724 ed è stato sempre un punto di riferimento per la popolazione. Nonostante che oggi ci sia una chiesa molto grande, che è il Duomo, di costruzione recente dopo la Seconda Guerra, la gente viene volentieri qui e anche celebra i sacramenti volentieri, in modo particolare i matrimoni. Questa chiesa è particolarmente amata anche per la presenza della Madonna, la Madonna nera, di cui non sappiamo l'origine. Noi la datiamo al XVIII secolo, però è una immagine particolarmente venerata. Addirittura questa chiesa da qualche decennio viene chiamata proprio Oratorio della Madonna. Viene venerata questa Madonna in modo particolare con la processione che facciamo qui il 25 di aprile al santuario di Monte Ortone. Una processione molto sentita, con una partecipazione davvero impressionante delle persone. Quindi una comunità che si ritrova volentieri in questa chiesa, ma che è anche una comunità che si riconosce. Siamo in un paese, non siamo città, c'è ancora molto attaccamento alle tradizioni e c'è quindi una comunità che si riconosce, che è coesa, mi sembra abbastanza, con le tante attività che ogni parrocchia porta avanti. Oggi stiamo lavorando soprattutto sull'iniziazione cristiana. È il nostro impegno, potremmo dire, prioritario. L'idea di fondo è questa: i primi catechisti sono i genitori e la fede è trasmessa dai genitori. Come in tutte le parrocchie, soprattutto qui nelle nostre zone, ci sono tanti gruppi, dal gruppo Caritas, al gruppo missionario, ai cantori, alle varie attività. C'è un'attenzione alla carità, non solo il centro di ascolto Caritas che abbiamo qui a livello vicariale e direi anche la collaborazione che abbiamo instaurato con i servizi sociali e con altre presenze del territorio. E questo è un bellissimo lavoro che si sta facendo. Abbiamo aperto una casa di accoglienza sopra la Canonica, per dare ospitalità a famiglie che fossero in difficoltà di alloggio. Abbiamo un Duomo grandissimo, tantissime persone che mi incontrano mi domandano: ma riuscite a riempirlo? Sì, in qualche occasione riusciamo a riempirlo ed è impressionante. Penso al Venerdì Santo, la notte di Natale e poi qualche altra celebrazione purtroppo dolorosa, qualche funerale, perché qui c'è sempre tanta partecipazione anche a questi momenti della sofferenza della comunità. Però in genere la domenica, almeno alcune messe, è ben frequentato. Nel territorio abbiamo due parrocchie. Una più antica, che è la parrocchia di Turri, nata all'inizio del Novecento, e un'altra che si è distaccata da questo territorio 30-35 anni fa, che è la parrocchia di San Gregorio Barbarigo, Mezzavia. Anche lì c'è attualmente ancora il parroco. In questo senso stiamo camminando anche insieme e oggi necessariamente il messaggio del parroco e trovare strade di accoglienza. Credo che non si può non fare questo augurio alla città. La città è accogliente di suo perché è una cittadina turistica, però dobbiamo davvero lavorare molto sull'altro tipo di accoglienza, di un'altra bellezza che è proprio la solidarietà e l'attenzione all'altro. Questo è l'augurio che faccio a me stesso, alla mia comunità e a tutta la cittadinanza di Montegrotto. In un ristorante di Montegrotto Terme andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le tipicità del luogo.
Siamo qui nel ristorante Cencio oggi e con la mia famiglia portiamo avanti la gestione da 31 anni. Oggi abbiamo preparato delle proposte, cominciando da un antipasto, una cialda di formaggio grana con dei porcini alla griglia e soppressa e alcune scaglie di grana. Poi un prosciutto di Montagnana con un pomodoro verde marinato che mariniamo noi e il lardo sempre di Montagnana che accompagniamo di solito con dei crostoni. Immancabile la nostra soppressa veneta con la polenta alla griglia. Come primo piatto una zuppa di porcini e patate, la classica pasta e fagioli o pasta e fagioli come si dice in dialetto e il risotto di zucca. Abbiamo ancora le paste fatte in casa da noi, dei bigoli al ragù d'anatra con melograno, altri bigoli invece con il ragù d'oca bianco e delle tagliatelle con una battuta di coniglio profumate al peperone. Gli gnocchi poi sempre fatti in casa, spadellati con dei porcini e speck. Come secondo piatto, tra i più tradizionali, le trippe venete con della polenta fresca, il fegato alla veneziana, sempre con una polenta fresca, il galletto alla griglia, in questo caso all'americana, con 2 fettine di pancetta sempre grigliate sopra, un cosciotto di faraona e il baccalà alla vicentina, sempre con polenta. Un altro piatto tradizionale nostro e importante è il pollo fritto, che in questo caso noi disossiamo, impaniamo e poi friggiamo, servito con la salsa tartara. Come dolce abbiamo un tortino fatto in pasta frolla ripieno di mele, pere e uvetta, profumato leggermente alla cannella, viene servito con un po' di salsa alla vaniglia e dei biscottini sempre fatti da noi in casa. Abbiamo i nostri isaetti classici, le rose del deserto e i miottini. Il tutto lo accompagniamo con dei vini della zona locali tra bianchi e rossi. In particolar modo ricordiamo il serprino e con i dolci il fior d'arancio che ha un DOCG. Ti aspettiamo a Montegrotto Terme. Con l'archeologo andiamo a conoscere la Montegrotto romana. Ci troviamo in un'area che 2000 anni fa era nota come le Acque Patavine, cioè era un'area termale, allora come oggi, e le persone che qua vivevano venivano qui a prendere le acque, come si diceva, cioè a fare il bagno termale. Ma non erano terme igieniche, come quelle che ci sono in tutto il resto dell'impero romano, erano terme salutifere, cioè già si sapeva allora che le acque qui avevano delle proprietà curative e quindi è chiaro che a partire da 2000 anni fa circa, forse un pochino prima, questo territorio viene intensamente insediato e queste tracce sono conservate in ben 3 aree archeologiche che sono visitabili qui a Montegrotto. Una, che è questa alle mie spalle, conserva i resti di una villa romana, una villa d'Ozium, che era veramente gigantesca. Pensate che si estendeva per oltre 1,5 ettari e aveva delle caratteristiche molto precise e molto particolari. Era tutta strutturata su un asse di simmetria ed era composta di alcune zone dove si abitava, dove c'erano degli ambienti con dei mosaici anche molto ricchi come questi. Poi aveva 2, probabilmente 3 grandi giardini. Uno di questi giardini era porticato con oltre 100 colonne. Le altre 2 aree archeologiche invece conservano naturalmente resti di terme, di quelle terme salutifere di cui parlavamo prima. Una non è tanto distante da qua, a circa 150 metri, e si trova sotto l'hotel, accanto al quale c'è anche questa area archeologica. Lì si vedono le tracce non tanto delle piscine, ma di una serie di ambienti ricreativi connessi alle piscine.
Il più importante d'impatto è una grande sala con un'abside che oggi vediamo tutta spogliata, ma che era rivestita di marmi preziosi sia sul pavimento sia sulle pareti. Però l'area archeologica storica di Montegrotto si trova in centro al paese, conosciuta come l'area di Via Scavi. Lì si possono vedere 3 grandi piscine e un piccolo teatro e poi un altro edificio che chiameremo ricreativo, perché vi dico la verità, non abbiamo capito benissimo la funzione. Quello che sappiamo è che si andava in quel posto per passare del tempo, curarsi, prendere le acque, stare insieme, fare esercizi di ginnastica, perché le palestre erano sempre annesse a questo tipo di edifici, e anche, perché no, andare a teatro a seguire rappresentazioni musicali, mimi, piccole rappresentazioni che potevano integrare il momento ricreativo delle terme. È, posso dirvi, fonte di grande orgoglio per noi il fatto che la gestione di questa, ma anche delle altre aree archeologiche, oggi è affidata a un gruppo di ricercatori universitari che hanno fatto gli studi, hanno scavato in quest'area, hanno studiato i materiali e adesso hanno fondato un'associazione culturale che si chiama Lapis e che gestisce le aperture delle aree archeologiche. Aprono per lo più su prenotazione, la domenica nella buona stagione le aree sono sempre aperte e poi cerchiamo di organizzare sempre degli eventi sviluppando dei temi particolari, appoggiandoci alle giornate europee del patrimonio, appellandoci alla nostra fantasia anche per cercare di raccontare quello che c'era qui e anche un po' di sviluppare l'immaginazione del visitatore rispetto a dei resti che, capisco, non siano particolarmente così visibili o apprezzabili immediatamente. Adesso andiamo ad approfondire la cultura del termalismo di Montegrotto Terme. Troviamo al Grand Hotel Terme di Montegrotto, un hotel termale nel comprensorio delle Terme Eugane, il bacino termale più grande d'Europa. La nostra caratteristica principale è l'acqua termale. Da studi dell'Università di Padova e del Centro Studi Termali Pietro d'Abano è emerso che le piogge cadenti nel sottosuolo, nelle prealpi e nelle piccole Dolomiti ad una profondità di 3.000 metri per 80 km attraversano tutte le rocce calcaree presenti nel sottosuolo fino ad arrivare ai colli euganei. Si arricchiscono in questo percorso di ricchi minerali preziosi e benefici per le nostre acque, sgorgano una temperatura qui alla sorgente di quest'acqua termale a 87 gradi, che poi per tutti gli usi viene raffreddata, come per le piscine termali, per bagni termali. La caratteristica di queste acque è una caratteristica salso-bromoiodica, è presente del sodio, del potassio, del magnesio, sono ricchi minerali benefici per la salute e il benessere. La nostra acqua termale viene anche utilizzata per far maturare il nostro fango DOC. Questo fango, attraverso una maturazione di 80 giorni, a contatto con l'acqua termale viene arricchito di tutte le proprietà terapeutiche per il nostro apparato osteoarticolare. Il nostro fango DOC è un fango scientificamente provato con un brevetto europeo, dove è dimostrato che l'azione del nostro fango è pari all'azione del cortisone, una medicina naturale. Moltissimi clienti vengono qui da tutta Italia, da tutta Europa, per approfittare di queste cure benefiche. Hanno un alto impatto curativo non solo per il corpo ma anche per l'apparato respiratorio. Infatti l'acqua termale viene anche nebulizzata, quindi inalata per una decina di minuti, anche in soluzione di aerosol, per guarire le patologie dell'apparato respiratorio, quali sinusiti, rinosinusiti o riniti allergiche. A Montegrotto il comprensorio delle Terme Eugane è un'attrazione non solo per una clientela adulta, ma è anche un approccio per una clientela giovane, soprattutto di tradizione, proveniente da famiglie che negli anni hanno sempre frequentato le Terme Eugane come cura, e vengono ora i figli, come io sono figlia della proprietà di questo albergo, a rilassarsi nel benessere e anche nella prevenzione, avere un primo approccio con le nostre cure preventive termali. Il
territorio di Montegrotto Terme è inserito all'interno degli itinerari del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei. La parola a Claudia Baldin. Ci troviamo sul Monte Ceva, uno dei Colli Euganei. Dei Colli Euganei forse è quello che ha la visione panoramica più bella a 360 gradi, che parte dalla pianura e poi appunto si immerge in queste dolci colline di origine vulcanica. Il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei ha scelto di posizionare proprio qui, sul monte detto anche della Croce, una delle sue targhe letterarie. Perché proprio qui e perché abbiamo scelto Ugo Foscolo? Ugo Foscolo ha scritto, ambientato su questi paesaggi dei Colli Euganei, le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il Foscolo arriva qui un po' deluso da Napoleone, che aveva appena, svenduto l'Italia all'Austria, e la visione che ha dei Colli Euganei non è una visione realistica, è una visione fatta con l'anima un po' tormentata, e diciamo che sembra quasi che questi colli in questo punto formino un abbraccio, quindi abbiamo un momento di descrizione dei colli avvolgente ed accerchiante, quasi uno scenario per questa delusione, per questa anche disperazione di Ugo Foscolo. La seconda targa letteraria del comune di Montegrotto Terme si trova presso Villa Draghi. Il testo è dedicato ad Adriano Guerrini, che si trova sui Colli Euganei a fare una passeggiata in profumi e colori autunnali, in un silenzio crepuscolare. I colli sono visti in modo fantastico, non in maniera realistica, e fa un immancabile richiamo a Francesco Petrarca. Guerrini è quasi tentato di andare subito ad Arquà per visitare la casa e la tomba del poeta, invece preferisce continuare la sua passeggiata molto attratto da questa selvatichezza dei Colli Euganei. Adesso andiamo a visitare la raffinata Villa Draghi di Montegrotto Terme. Siamo davanti a Villa Draghi, nella terrazza di Villa Draghi, questo complesso acquistato nel 1972 dal comune di Montegrotto assieme a tutto il parco di circa 32 ettari che si sviluppa attorno al Monte Alto. Qui di fatto siamo sopra uno sperone di roccia chiamato il Motton, e su questo luogo nel 1848 Pietro Scapin, che era un possidente padovano, decise di costruire questa villa, che oggi porta il nome Draghi perché è rimasta nella memoria la discendenza dell'ultima famiglia che ne è stata proprietaria negli anni che vanno dal 1873 fino al 1967. Qual è il modello di questo edificio? Il modello è Palazzo Ducale, o meglio quella che era l'architettura medievale, considerata da critici come Pietro Selvatico la vera architettura veneta. Siamo negli anni della dominazione austriaca, Scapin non è sicuramente un filo austriaco, nel febbraio del 1848, cioè l'anno in cui viene costruita la villa, c'è l'insurrezione di Padova, e quindi la villa assume anche un valore politico, è un messaggio molto forte del recupero delle radici, delle tradizioni venete nei confronti di chi all'epoca governava il territorio. Nel 1965 l'ultima Draghi, che si chiama Giovannina, ha il nome del padre perché nasce nell'anno in cui muore il padre, fa testamento, lascia tutta la proprietà ai gesuiti di Venezia, i quali, una volta perfezionata questa successione, accoglieranno al meglio la richiesta del comune di Montegrotto di vendere tutta quanta l'area, e nel giugno del 72 si perfeziona questa cessione. Il comune di Montegrotto, con una delibera assunta nel dicembre del 1970, decide di acquistare quest'area all'unanimità dall'autunno dell'anno scorso, grazie soprattutto all'azione di volontariato dell'associazione Villa Draghi, che ha proprio questo nome. La villa è stata riaperta le domeniche, quindi l'invito è di venire qui, soprattutto per il grande parco che
Ammanta Monte Alto, visitare e passeggiare nel parco e anche avere la possibilità di visitare la villa nel suo interno e soprattutto scoprire questo gioiello, che è un gioiello che ha una sua importanza fondamentale perché è l'ultimo capitolo nella storia delle ville venete. Sui colli abbiamo l'inizio, che è rappresentato dalla casa del Petrarca, ad Arquà, 1350, qui abbiamo l'ultimo capitolo, l'ultima pagina di questa storia incredibile sulle ville venete, 1850, quindi questo ha un valore che va ben oltre la semplice architettura e il sito, proprio perché costituisce l'ultimo capitolo. Come avete potuto sentire e vedere, il nostro territorio è un territorio magnifico, per cui vi aspettiamo a braccia aperte a Montegrotto Terme e ve lo dico anche in dialetto. Vi aspettiamo a Montegrotto Terme dove potete trovare tante robe interessanti e soprattutto tanto relax. Montegrotto Terme, culla del termalismo, vi aspetta con l'innata accoglienza della sua popolazione. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Montegrotto Terme. A presto!